Patrizia Badì qui è con una serie di manifestanti, tra virgolette, a fare un presidio di fronte al Tribunale di Vicenza. Ci spiega intanto chi è e cosa state facendo? Allora, io sono Patrizia Badì, sono un componente dell'Autorità Nazionale Veneta e responsabile nazionale della difesa emanata dal Comitato di Liberazione Nazionale Veneto e sono una degli imputati oggi in Corte d'Assise qui al Tribunale di Vicenza. Le persone che lei vede intorno a me sono tutti esponenti dei gruppi di intervento rapido dei GIR e della difesa, appunto a sostegno dell'autorità portata a processo dalla Procura di Vicenza. Il reato che avreste commesso qual è? Il reato, la Procura, l'indagine risale ancora al 2017, quando la Procura di Vicenza indaga me e altre 20 e più persone per associazione a delinquere e per istigazione a non pagare le tasse. Attenzione, il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto è un soggetto sui generis di diritto internazionale depositato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite a Ginevra, che rivendica e applica l'effettività della legge sul diritto di autodeterminazione dei popoli, legge ratificata appunto nel 77 dallo Stato italiano, dove al punto 2 dice chiaro che i soggetti in autodeterminazione sotto tutela di un comitato di liberazione, in questo caso come il nostro, possono trattenersi tutte le risorse monetarie e terrene. Perché? Perché dobbiamo ricostituire la nuova nazione veneta. Quindi il Comitato di Liberazione e l'Autorità Nazionale Veneta non sono ladri di polli di basso rango o evasori. Gli evasori sono quelli che si riconoscono. Ma gli evasori spesso non vanno a processo. Gli evasori sono quelli che si riconoscono italiani e non pagano le tasse allo Stato italiano. I componenti dell'autorità e gli autodeterminati sotto tutela del comitato non danno le loro risorse allo Stato italiano semplicemente perché non è il loro Stato, ma sono cittadini di nazionalità veneta, non si riconoscono italiani e quindi pagano le tasse allo Stato loro di riconoscimento. Perfetto. Io come lei sente non ho accento veneto, certo, anche se sono dal 92 che sono in Veneto. Come io dal 97. Lei è fiorentina, se certo, non sbaglio. assolutamente. Quindi ha Dal abbracciato 97. questa causa in base a cosa? Allora, Veneto è chi Veneto fa. E io ho sposato la causa veneta, sono indipendentista da sempre, anche quando stavo a Firenze, e faccio parte dei territori veneti, anche lei. Sì, ma Tutto sta. chiedevo perché allora, da qual giornalista. È la piccolezza? Se uno si Quindi non è una riconosce. differenza di razza, è una differenza di. Assolutamente no. Allora, di qua non sta residenza. parlando la Lega Nord, leviamoci la Lega Nord dalla mente. Non c'è più la Lega Nord, non c'è più la Lega Nord, no? E i grandi danni che la Lega Nord ha fatto sui territori veneti occupati. Chiaro? Con i messaggi, gli spot fatti. Ma la Lega ormai è Lega Lombarda, no? Non voglio parlare di questo, non mi interessa. Allora, se uno si riconosce italiano, allora è giusto che rispetti le leggi e paghi le tasse allo Stato italiano. Nel vostro progetto, senza scusi, lamentarsi. nel vostro progetto pensate a uno Stato indipendente in una federazione o in uno Stato totalmente indipendente? Il nostro progetto è riportare i territori veneti occupati originali, quindi come abbiamo rivendicato alle Nazioni Unite, da Bergamo all'Istria. Certo, l'Istria è già un altro Stato, certo, ma i territori sono quelli originali. È quello di riformare la nazione storica di Europa, la Serenissima Repubblica. Attenzione, non regione del all'interno Veneto. di uno Stato o comunque Stato totalmente indipendente? No, uno Stato, una nazione a se stessa. Okay. Ma chiedevo perché, in modo che tutti sappiamo, Assolutamente. sono varie sigle, è meglio capire. Questo augurio io lo faccio, lei è siciliano? No, sono romano. Mezzo romano e mezzo napoletano. Il peggio del peggio, direbbero. Questo augurio lo faccio ai Sabini, come in parte lei. Latini, diciamo, vai. Sabini in realtà. Vabbè, ma io sono di Latina. Come è al popolo napoletano, il regno delle due Sicilie, perché noi fratelli siciliani, quel regno delle due Sicilie. Queste sono le nazioni originali sulla penisola italica, il Granducato di Toscana, la Serenissima Repubblica. Se noi ricostituiamo le nostre nazioni, collegate fra di noi
dalla dogana e dalla moneta noi diventiamo i popoli della penisola italica i più potenti del Collegati mondo. dalla dogana o con dogane libere fra i vecchi i Guarda, popoli genericamente italiani? Tutto è possibile. No, fermo, non parliamo popoli della penisola Sì, italica. esatto, quello Perché il popolo italiano non dogana o esiste. commercio libero? Certo, perché fra di noi. Quindi nessuna dogana. Ma vedremo, decideremo quando sarà il Ok, momento. in bocca al lupo L'importante è liberarsi. In bocca al lupo. Oggi siamo qua, dove rivendicheremo ancora in quest'aula le leggi dello Stato, mi permetta un piccolo accento. Certo. Perché quando un giudice o un pubblico ministero accusa quelli come noi del Comitato di Liberazione con accuse fasulle e di basso rango, No, questo io pretendo, Scusi, mi scusi, assumo scusi. io la Io responsabilità di sono quello che redo, dico. ma non ho paura. Avrò una decina di processi perché siccome scrivo la verità Ma vengo processato. stiamo Quindi- parlando di altre però- cose, senza disminuire il suo. Allora, io pretendo, visto che lui è quello che mi vuole giudicare, e lo dice il patto di New York, è il paragrafo 2, che questi giudici si devono leggere e applicare anche le leggi internazionali di questo Stato. Il vostro avvocato chi è? Noi abbiamo due No, avvocati, ci danno c'è insieme i l'avvocato nomi. Marchesini Stefano, Sì. c'è l'avvocato Lorenzo Fogliata di Venezia Lo e conosco, anche la Paola lo conosco, è Zimiani. stato un mio avvocato. Ecco. Una persona che stimo moltissimo, onestamente. Diciamo che tutti e tre questi avvocati sono persone insomma stimabili. Buon lavoro. L'avvocato buon Fogliata lavoro. è un indipendentista riconosciuto, ma Certo, lo conosco, è il mio ecco, avvocato. oh. Quindi sono qui per caso, perché anch'io sono soggetto a 1000 processi, perché difendo la libertà di stampa. È il motivo per cui sto qui questo anche. Stato, lo Stato occupante italiano, d'altronde è nato ancora 150, io ho perso gli anni, 57 anni fa, se parliamo anche Va del bene. Regno delle Sicilie, e dal malaffare. È stato fatto da 5 massoni, è nato sul sangue dei popoli della penisola italica, e con la truffa, con la menzogna. Questo Stato non ha mai fatto una guerra di difesa, ha fatto tutte guerre di occupazione, ha mandato migliaia di persone a morire. Mi riferisco ai popoli del meridione. Il primo campo di concentramento non l'ha fatto Hitler, ma l'ha fatto gli italiani, Fenestrelle, dove migliaia di meridionali hanno pagato con la vita il non voler rinnegare il regno delle Sicilie e il regno di Napoli. Questo è lo Stato occupante italiano. Va bene. Migrazione forzata, fame, guerre, sottomissione e processi se uno dice la verità. È arrivata l'ora che i popoli della penisola italica rivendichino il loro istinto naturale, la loro vera natura di Posso discendenza. concludere io con una battuta, me la Certo, consente? certo. Chiedo io il permesso a lei. Visto che spesso si dice che l'Italia è fatta ma non sono fatti gli italiani, allora è meglio rifarli zona per zona probabilmente. Io la ringrazio. I popoli su lei della mi- penisola italica sono tutti meravigliosi, nessuno è meglio di un altro. Il dire che esistano popoli diversi non è una forma di razzismo, ma una forma di Delle riconoscimento culture. importanti. Non siamo uguali, non siamo sottomessi uno all'altro. Ben venga di nuovo le nazioni storiche di questa penisola. La ringrazio. E in questo caso, viva la Serenissima Repubblica, viva San Marco e viva il popolo veneto libero dallo Stato occupante italiano. La ringrazio.